Care Aquile, Aquile Libere ha bisogno anche di voi. Il nostro programma è un programma innovativo, è un programma creato dall'unico movimento friulanista presente in Friuli oggi, che si chiama Aquile dal Friul, e vive grazie al contributo di ognuno di noi e di ognuno di voi. Abbiamo spesso avuto ospiti importanti in questa nostra trasmissione attraverso le rubriche di Paolo Bortolussi e di Graziano Ganzit, e l'invito che rinnovo a voi a casa è quello di interagire con il nostro programma. Andranno ora in sovraimpressione, insomma in immagine, i nostri riferimenti telefonici e internet, con l'invito, se avete qualcosa da dire sul nostro Friuli, se avete qualche proposta da fare, se avete qualche idea o se avete solamente uno sfogo da poterci inviare, non esitate, contattateci, noi siamo a vostra completa disposizione. La troupe di Aquile Libere vi attende qui nei nostri studi o è anche disposta ben volentieri a raggiungervi presso le vostre abitazioni o i vostri luoghi di lavoro. Grazie. Le proposte di Aquile dal Friul. Promozione e valorizzazione linguistica anche radio-televisiva. Esercitare l'influenza che un governo regionale può avere sulle strutture del servizio pubblico per pretendere l'immediato uso della lingua friulana all'interno del palinsesto della programmazione regionale, sul modello già in essere in Alto Adige, o almeno nel pieno rispetto della legge, riservando un canale dedicato alla promozione, anche in chiave turistica, della lingua, della cultura, del sapere locale. Buona salute a tutti. Abbiamo avuto negli ultimi 10 anni, più o meno accendendo la televisione, tante volte abbiamo sentito parlare di una famosa direttiva, la direttiva nitrati. Questa direttiva nitrati è nata dalla condizione, che l'Europa ha notato nelle falde e nell'emissione, delle acque che vanno in mare, un carico di azoto molto elevato. Ha cominciato a chiedersi da dove veniva. Sui paesi del nord Europa, soprattutto la Danimarca, paesi con un alto carico di bestiame allevato, questo mare di nitrati era molto forte. A questo punto la CE ha dovuto per forza, l'Europa ha dovuto per forza correre ai ripari e la questione dei nitrati è venuta a galla. Naturalmente l'Italia ha fatto finta di niente per un po', dopodiché ha dovuto effettivamente prendersi il carico e cercare di risolverlo. Quello che è successo è che l'ha risolto nel peggiore dei modi, perché da una parte ha penalizzato gli allevatori che sostanzialmente non avevano colpe grosse, mentre invece ha lasciato libera o non ha, come si può dire, regolato una grossa parte di agricoltura che attraverso l'utilizzo di concimi di sintesi, classica urea che si butta nel mais, aveva contribuito in maniera notevole a questo problema ambientale. Per cui gli allevatori sono stati, il capro espiatorio che hanno dovuto subire una disciplina ferocissima nella distribuzione dei liquami o dei letami durante l'inverno. Fatto sta che se in quei periodi lì piove, ci sono condizioni climatiche avverse, quello o quell'altro, diventa un problema. Per mia esperienza, ho messo mano a capire cosa stava succedendo, mi sono letto tutta la direttiva nitrati
La direttiva Nitrati è sostanzialmente divisa in due parti. La prima è il problema, il pericolo e dunque le proibizioni. La seconda è le opportunità. Le opportunità che si aprono sulla seconda parte sono quelle che, se il processo di compostaggio della sostanza organica è fatto bene e regolare, non crea problemi. Io come agricoltore che ho preso queste scelte tanti anni fa, le ho imparate in Germania, lo sapevo, e quello che mi chiedevo era proprio perché non lo fanno, perché non lo dicono, perché non aiutano gli allevatori a uscire da questo stato di crisi. E questa è purtroppo una delle ragioni per cui in tanti ci mangiano e in pochi ci devono poi subire le conseguenze. Su questo aspetto proprio ci torneremo, perché la pratica di compostaggio della sostanza organica è una pratica, che è non solo necessaria, ma è indispensabile per il passaggio progressivo anche della condizione, dell'allevamento, affinché non sia, come si può dire, che prema sull'ambiente, ma che abbia la possibilità di creare una ricchezza effettiva attraverso il tame e di conseguenza arrivare ad avere un prodotto che è libero nell'utilizzo e ha un'altissima capacità di fertilizzazione del terreno. In più, ai primi del 2000, il processo che è nato anche all'interno della Comunità Europea è stata quella sul benessere animale. Di conseguenza l'animale doveva essere portato non più sulla griglia, sui liquami, ma sulla paglia per un effettivo benessere, ma questo ovviamente avrebbe creato dei letami. E in questo caso oggi si vede come il nostro sistema anche accademico di insegnamento agricolo è molto arretrato, talmente arretrato che non ha neanche idea di cos'è un compostaggio agricolo, e questo purtroppo è un grosso handicap che dobbiamo risolvere. Come? Non lo so, ci vorrebbe la politica un po' più forte che tiri per la giacca quel mondo accademico che è ben pagato per contar balle. Buona salute a tutti! Mandi a tutti, benvenuti a una chiacchierata qui con gli Aquile Liberis. E insieme con me, questa giornata qui, viene Tony della Schiava, che è l'anime del coro maschile vos de plane di Bean di Cotroip. Mandi a tutti, ben chiattas. Allora, voi sei un coro che ho lavorato tantissimo. O sei sempre un po' perdut, anche se facevi difficoltà a tirare fuori dagli svos perché vengono convoati, perché sei dome oms. Sì. No? La difficoltà appunto è questa, come tutti i cori maschili, che effettivamente sono coristi solamente di oms. La difficoltà appunto è che i coristi, invece dei coros dopo il misto, le femmine possono essere più numerose, anche perché la femmina, secondo il mio punto di vista, è anche più portata al canto. E noi appunto io sento un coro virile, maschile, e faccio fatture a chiattare coristi. Ecco, quando sei nasciuto, Waltris? Noi siamo nasciuti ufficialmente nel 2007, però siamo nati in un par di anni spring, solo la direzione di Vittorio Pianta Puaron, che è qualche anno che non si è lasciato. Nel 2007 siamo ufficialmente iscritti all'USCI a tutto al concerto. Sì, che serve dell'iscrizione. Ecco, ho visto in questo anni avuto tantissime esperienze, no? I vinvudis tanti, anche perché, come tu dicevi ben tu, noi siamo un coro piccolo, però siamo vigorosi. E la ricerca è sempre di al di fuori della normalità, perché le rassegne, tutti i fasi, che robe i canti religiosi, le messi, però noi vogliamo approfondire anche un'altra forma di coralità. Come che tu sai, l'anno passato io aderito al progetto della Grande Guerra. È stata una roba molto impegnativa per noi, perché è nata di un'idea, così dai nostri consigli, e vi dite, ma
come sul centenario della Grande Guerra, tutti a faveli dalla battaglia e di Caporetto e dal punto d'artigliamento, ma noi vi dite, perché nessun favele la vita quotidiana, la vita delle femmine che erano restate, dai frus, dagli anziani, ci facevano, di umiliazioni che hanno avuto. E così è stata fatta una ricerca, no? Perché Esattamente, ben, no? Una ricerca è stata fatta in tai archivi sia dal comune di Codroip e in altri comuni limitrofi. Sì, ma anche Palicasis. E anche Palicasis, dalle conti di questi anziani che hai di anche una roba che mi ha toccato veramente l'animo. Non avevi tante voglie di contare. Si domandava, ma se motese è stato in che volte che ti hanno portato via il puzzetto, che ti hanno coppato la vaccia? E ora io la lingua per quello. Cominciavo a vai e non avevi in che di contare. E dopo avevi la compagnia di Gridisce di Sedean che recitava questi sceni, scritti di Marisa Gregoris. Bravissimo. No? E a volte se avevi fatto dei stocks inerenti senza... sì, alla Grande Guerra, dai branos. A se che si contava con grandi documenti, Boris Fur e inediti che nessuno ha mai pubblicato. Io lo sai, probabilmente tutti vi sveduti, noi vinti al comune di Codroip, è tirato fuori anche un atto di morte. Esatto. Firmato dal sindaco di Incherolte. Che nessuno lo sapeva, però non l'anta la ricerca. Dopo un'altra roba, le volte so avessi un'esperienza con Turoldo, che sono un po' di anni che esclamano quando venga riguardato Turoldo o l'anno del suo morto o l'anno del nascita, esclamano voatris. Esattamente. E qui sta un bel lavoro. Sì, anche lì è stata un'esperienza veramente grande per noi, perché non sa vierte in una tre parte e non sa fare conoscere intanto un gran predi, un gran scrittore, è un gran poeta. È un gran Furlan. È un gran Furlan. È sempre stato un po' controcorrente perché è stato anche mandato all'estero e ha avuto risorse in Rognis, anche lui. Però dicono che noi Furlans lo vincono sempre tagliato. Al di là di tutto, è sempre un Furlan. E l'ha sempre, secondo me, rispecchia effettivamente il nostro carattere, rispecchia veramente ciò che noi pensiamo. Ecco, e dopo, come il tempo diventa sempre più corto, no? A volte so avete avuto anche esperienze con altri coros, no? Sì. Ultimamente un coro francese. Ultimamente viene ospitato un coro francese. Anche qui hai nate una roba di non un gemellaggio, non so se si può. Con quei strumenti che sono internet, e si mettono in contatto e in questo coro francese, che è del nord della Francia, a un mezzo, comune all'era, dicono il figlio di un che so parla all'era nata ed era emigrato in Francia. E così alla ricerca, come si va un po' tutto, è venuto fuori che Bean resisteva a questo coro e si mettono in contatto e hai nato una bellissima serata. Un confronto di canti e di melodie che anche che serate lì hanno portato veramente a conoscere un'ulteriore forma di canto. Allora, come mi tocca sarà la trasmissione si sentirà un'altra volta, no? Va bene. Allora, grazie a Tony e salutiamo il coro. Vos de plane di Beam, di vos viril, ma due uomini sono caccianti. E us saluti ducius, mandi, e us dis, come sempre, Furlan, Fevelai Furlan. Mandi a tutti, rivediamoci la prossima volta. Buonasera a tutti.